Professore Curabba, oggi qui al Gallo l'8ª edizione del premio Serroi, un premio diciamo bello, importante, che si snoda in varie articolazioni, premi alla carriera, premi per le poesie, insomma segno di una vitalità culturale che lei vorrà incidere e inciderà anche nel futuro. Si tratta di un concorso di poesia in lingua siciliana arrivato alla 8ª edizione. Il concorso va crescendo, abbiamo avuto molti partecipanti e alla fine abbiamo rilevato le più belle poesie consegnando dei premi ai poeti. Con questa manifestazione noi vogliamo intanto onorare i poeti, che sono quelle categorie che cantano l'amore, cantano la libertà, cantano la pace e sono sicuramente delle figure straordinarie, delle figure raffinate che danno un contributo alla crescita sociale, civile e culturale della nostra società. Ma abbiamo voluto anche ricordare oggi dei premi a persone speciali che sono prodigate in silenzio, senza troppo chiasso, sono prodigate per la crescita economica, civile e culturale della nostra società. A queste persone che abbiamo individuato nella città di Agrigento e nei paesi della provincia, oggi consegneremo a premio del loro operato questo riconoscimento che reputo importante affinché loro possano continuare a svolgere il loro lavoro con coraggio, ma anche ritenendo conto che c'è la stima da parte di alcune persone. Quindi poi questo premio, dicevo, onora anche la memoria di un personaggio illustre della città di Agrigento, Giuseppe Serroi, che è stato un poeta, un medico, uno scienziato, un politico, un deputato regionale, uno che una personalità importante dell'Ottocento argentino, che si è dato da fare, che ha operato nell'interesse della città e nell'interesse dei cittadini, in modo particolare i più deboli. Ha lottato affinché gli ultimi potessero avere un ruolo nella società. Il premio oggi si svolge all'interno di una scuola che lei ha diretto e ha lanciato e ha fatto crescere negli anni, che è il Niccolò Gallo. Ecco, ciò le suscita un po' di emozione, prese dopo tanti anni che lei ci ha lavorato, poi è andato in pensione? Sicuramente sì, tanta emozione, ma sono contento e felice di trovarmi in questo istituto a cui io per 15 anni ho dato il mio contributo. Una scuola ancora all'avanguardia, con molti indirizzi nuovi, in modo particolare Celeno Gastronomo, che è molto attuale e sicuramente prepara i giovani che danno il loro contributo nel settore della gastronomia e dell'alberghiero. Claudio Spoto della CNA, un importante appuntamento, questo premio culturale e letterario Serroi, giunto all'8ª edizione. Sì, siamo arrivati all'8ª edizione, un'iniziativa che ormai è affermata nel tempo, con il CNA Pensionati che rinnova questo evento appunto per dare forza e soprattutto anche per fare conoscere quello che è il profilo umano, professionale, ma anche di altri profili che ha avuto nel tempo il Giuseppe Serroi, che è stato un medico, è stato un poeta, è stato scienziato, ha avuto insomma un ruolo molto importante, quindi questo è un momento per fare conoscere questa figura e poi soprattutto perché vogliamo che la cultura siciliana, che la lingua siciliana venga sempre più diffusa nelle nuove generazioni, quindi con il concorso di poesia in lingua siciliana che è coinvolto anche nelle scuole ma anche i nostri pensionati. Abbiamo 2 sezioni, over 65 e under 65, ecco, questa è anche una giornata di festa perché non dobbiamo dimenticare le nostre radici linguistiche, ma dobbiamo dimenticare la nostra cultura e chi ha lottato per avere un ruolo importante nella comunità e nella società del territorio argentino. Oggi il Niccolò Gallo ospita un premio importante culturalmente, giunto all'8ª edizione.
su una figura storica che è proprio Serroj? Sì, è una giornata particolare qui nel nostro auditorium, per la nostra comunità scolastica, ma veramente per l'intera comunità agrigentina e della provincia, perché si parla di cultura, si parla di poesia e di poesia siciliana, in siciliano, in lingua siciliana. Questo è apprezzabile e il CNA di Agrigento con la sua 8ª edizione del premio di poesia siciliana Serroj offre veramente alla nostra scuola e al territorio un esempio di valorizzazione di quelle che sono le nostre tradizioni, e la lingua logicamente ne fa da principe, per quanto riguarda il recupero della nostra storia. Saranno premiati dei ragazzi che hanno composto delle poesie in siciliano, ci faranno apprezzare proprio questa lingua, che è una lingua musicale, che è una lingua colorita, che è una lingua ricca di tante sfumature. Saranno premiate anche delle personalità del mondo della cultura e del territorio, quindi è un modo per affermare quei principi di conoscenza, di competenza che devono animare tutta la nostra comunità, ma in modo particolare la scuola. Sono ben contenta che questa iniziativa il CNA di Agrigento abbia scelto di realizzarla oggi nella nostra scuola, perché è l'ambiente, diciamo, più naturale, fisiologico, per promuovere apprendimento e per fare cultura.